Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Vediamo insieme i titoli più rilevanti del pomeriggio. Resta in carcere Gaetano Maranzano, il 28enne dello Zen, confesso dell'omicidio di Paolo Taormina, ucciso sabato scorso con un colpo di pistola alla nuca. Domani a Palermo sarà lutto cittadino per i funerali del giovane. Intanto oggi si è tenuto l'incontro al Viminale tra il ministro Piantedosi, il presidente Schifani e il sindaco La Galla, alla presenza del capo della polizia Vittorio Pisani. Individuate 3 zone rosse a Palermo. L'obiettivo adesso è rafforzare la sicurezza in modo immediato e strutturale. E rimaniamo a Palermo, dove nelle scorse ore si è verificato un grave incidente lungo Corso dei Mille. Un uomo di 35 anni ha perso il controllo dello scooter sul quale viaggiava schiantandosi al suolo. Il centauro si trova adesso ricoverato in condizioni critiche. Arrestato a Trapani il tunisino che ha tentato di uccidere un connazionale lo scorso maggio 2024 a Pachino. L'uomo aveva colpito la vittima diverse volte con un coltello per poi lasciarlo agonizzante in piazza Vittorio Emanuele. E in chiusura il meteo. Anche per domani la Protezione Civile regionale ha diramato un'allerta gialla per tutta la Sicilia, attese piogge anche di forte intensità, temperature nella media stagionale. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e a domani con nuovi aggiornamenti.